treccine di taralli, ricetta campana. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo delle treccine di tarallo. Vi dico subito che originariamente queste treccine dovrebbero essere fatte con lo strutto, ma io le ho rese più leggere con l'olio, quindi diciamo che anche la consistenza è un po' più lontana dal tarallo napoletano classico, quello su ugne e pepe, però insomma gli ingredienti sono gli stessi praticamente. Non sono così, diciamo, pesanti, sono un po' più leggeri, un po' più vicini al grissino ma non grissino, vicini al tarallo ma comunque buonissimi, quindi io vi consiglio di farli. Queste treccine saranno poi all'interno con delle mandorle tritate, molto semplici, non molto olio, sono anche abbastanza dietetiche, da servire in tavola insieme agli antipasti, insieme al pane, in un buffet, veramente adatti a diverse possibilità di festa e di convivialità. Vi lascio agli ingredienti e poi alla preparazione. Gli ingredienti sono 125 g di farina zero, io userò dell'olio e sono 20 ml di olio. Se usate lo strutto ne dovete mettere 38 grammi e non dovete scioglierlo ma metterlo a fiocchetti poi nella farina. Per quanto riguarda il lievito di birra, se mettete questo secco ne mettete 3 grammi, se mettete il panetto fresco ne mettete 10 grammi. Poi le mandorle, per le mandorle abbiamo mandorle spellate e leggermente tostate e poi tritate, sale, pepe e acqua quanto serve. Prendiamo il nostro lievito e ce lo mettiamo in una ciotola, poi prendiamo un poco di acqua, non molta, e ce lo sciogliamo. Diciamo che io parto da 250 ml di acqua e ne ho preso, diciamo, un 2 dita, anche di meno forse, perché adesso dovremo fare un preimpasto, una specie di lievitino, per intenderci, di biga, di pulish, come lo volete chiamare lo chiamate, io lo chiamo lievitino perché comunque dovrà solo raddoppiare. Ecco qui. Adesso prendiamo un pugno della nostra farina e ce lo mettiamo, dobbiamo fare una pallina praticamente e poi la dobbiamo far crescere, quindi diciamo che dobbiamo creare una certa consistenza. Ecco, adesso è fatta. Io adesso me la lavoro ma velocemente proprio, così, sempre lasciandola nella ciotolina. Mettiamo un altro poco di farina, ecco qui. Adesso passo a lavorarlo con le mani. E questo dovrà adesso crescere fino a quando non raddoppia, ma crescerà abbastanza velocemente perché la quantità di farina è poca e quindi chiaramente il lievito darà subito spinta. Noi la mettiamo in un posto caldo e la facciamo raddoppiare. Diciamo ora che il nostro panetto è raddoppiato, vedete com'è bolloso, noi ci aggiungiamo la farina, il resto della nostra farina, il pizzico di sale, che adesso ormai è lontano dal lievito, io ne metto un po' di più, ecco qui, pizzico di sale, il nostro olio, e incomincio a lavorarmela e incomincio ad aggiungere anche l'acqua un po' alla volta, non ne mettete troppa tutta insieme perché poi se no dobbiamo aggiungere farina e non va bene. Deve venire un impasto, diciamo, abbastanza consistente, però la dobbiamo pur lavorare, quindi diciamo più o meno come l'impasto della pizza, quindi una consistenza che ci dia la possibilità di lavorarla poi sul piano di lavoro e di modellarli.
Ecco qui, io ci metto un altro, proprio un goccino di acqua, in questo modo, ecco qui. E adesso spolvero con un po' di farina il mio piano di lavoro e invece la porto sopra, e adesso dobbiamo lavorarla per 10 minuti e poi ci dovremo aggiungere le nostre mandorle tritate. Ora che ho lavorato per un 5-6 minuti, io ci metto le mandorle, le dobbiamo fare inglobare bene. Adesso che ho finito di lavorare, ci incominciamo a fare le nostre treccine. Non mettete farina sulla spianatoia, facciamo dei budellini diciamo della larghezza di una matita più o meno, in questo modo. E adesso ci creiamo la nostra treccina. Io faccio così e poi me lo intreccio in questo modo. È semplice da fare, non è una cosa così complicata, insomma. Ecco qui, e questa è la nostra treccina. Io già mi sono preparata la teglia con la carta forno e ce li posiziono sopra distanziandoli, perché poi chiaramente li dobbiamo far crescere. Questi sono veramente sfiziose da fare, poi sono simpatiche in un aperitivo, ma anche durante il pasto fra una portata e l'altra sono simpatiche. Io le faccio spesso e insieme ai grissini, queste cose qua, sono veramente buone da fare. Ecco qui, io me le posiziono chiaramente sempre sulla mia teglia e continuo così fino a quando non le ho fatte tutte, perché poi, come vi ho detto, le dobbiamo far ricrescere, devono raddoppiare di nuovo e poi le inforniamo. Ecco qui, adesso che sono pronte, io le copro con un panno e le lascio raddoppiare di nuovo e poi dopo le inforniamo. Vi dirò esattamente a quanto e per quanto tempo più o meno. Ora che le nostre treccine sono cresciute, vedete sono raddoppiate, le inforniamo forno preriscaldato 180 gradi, devono essere dorate, non cuocetele troppo, se no tendono a bruciare. Ecco le nostre treccine pronte per essere servite. Se vogliamo conservarle, un sacchettino di cellophane oppure in una scatola di quelle ermetiche. Buon appetito a tutti!